Buongiorno, ben ritrovati alla rassegna stampa di Radio Piave in blu condotta dai giornalisti dell'Amico del Popolo. Oggi è martedì 9 febbraio, Luigi Guglielmi vi guida nella lettura dei principali titoli che sono sui giornali, sulle edizioni bellunesi e cominciamo dal Corriere delle Alpi per vedere una panoramica generale sulla tematica del coronavirus a cui il giornale dedica le prime pagine perché si parte da un fatto, la situazione sta migliorando e gli amministratori locali, i sindaci, la regione, tutti chiedono misure adeguate a far funzionare il nostro sistema sociale ed economico, però in sicurezza, quindi cercare di fare in modo che il coronavirus non riparta un'altra volta. Il titolone del Corriere delle Alpi riguarda proprio questo tema, il prefetto, più controlli è un momento delicato. Ecco, nel sommario, nell'occhiello, scusate, c'è scritto emergenza coronavirus, di questo si sta parlando quando il prefetto chiede, invoca più controlli. Nel fine settimana, dice il Corriere delle Alpi in prima pagina, sarà aumentato il numero delle pattuglie e degli agenti sul territorio. Il governatore Zaia annuncia una sua ordinanza: bere e mangiare in strada sarà vietato. In pratica, detta in altri termini, detto come mi sembra lo dica poi il Gazzettino, ma noi saltiamo quella parte che vediamo qui sul Corriere delle Alpi, si vuole evitare, i sindaci chiedono al presidente della regione di fare in modo che non si crei la cosiddetta ressa dello spritz. Ecco, si vuole evitare che la gente vada in strada a bere e a consumare, quindi probabilmente verrà un'ordinanza da parte del presidente della regione che dirà che si può stare al bar perché la situazione è migliorata, però soltanto seduti da una certa ora e non in giro in piedi con il bicchiere o lo spuntino in mano. Il momento è delicato, dice il lancio in prima pagina del Corriere delle Alpi, e non si può rischiare di invertire un trend che al momento vede la provincia di Belluno con i contagi in netto calo. Per questo, dopo il primo fine settimana con i locali aperti, il prefetto Sergio Bracco annuncia un rafforzamento dei controlli da parte delle forze dell'ordine. Dal prossimo weekend sulle strade ci saranno più pattuglie e personale a controllare la movida. Qualcuno potrebbe dire, vabbè, capirai la movida bellunese, però è un fatto che vediamo tranquillamente, almeno qui a Belluno a me è capitato di vedere senza problemi le persone che magari anche verso l'ora di pranzo si prendono lo spritz fuori dal bar, 4-5 persone, giù la mascherina con la scusa che devono bere, sono molto vicini, ecco, quelle sono le situazioni che andranno evitate. Altri titoli di questa prima pagina del Corriere delle Alpi: la trattativa, vaccini in più per il Veneto, spesa finanziata grazie a donatori, procede la trattativa tra il Veneto e le case farmaceutiche per l'acquisto in proprio di partite aggiuntive di vaccini, e qui vedremo i titoli, non andiamo ad approfondire, li troveremo a pagina 6 sempre del Corriere delle Alpi. E poi ancora il piano bellunese, in arrivo 12.000 dosi, in partenza la seconda fase. Con queste fiale potranno essere immunizzati 6.000 bellunesi tra ottantenni, malati oncologici e servizi essenziali. Ricordiamo che dovrebbero essere partite le lettere, l'ULSS ha annunciato che sono partite le lettere di convocazione dei quasi 2.000 ottantenni, ma non sopra gli 80, gli ottantenni giusti, quelli che sono nati nel 1941. Stanno ricevendo nella nostra provincia le lettere, sono circa 2.000 persone. Purtroppo per queste persone c'è la necessità di venire a farsi vaccinare a Belluno, non è stata trovata, non si è riusciti a trovare una soluzione differente, immagino dovuta anche, immagino, al discorso che il vaccino ha bisogno, Pfizer ha bisogno di essere conservato a temperature molto basse e sarebbe difficile pensare di portarlo in tempi urgenti sul territorio a vaccinare a domicilio, diciamo, comunque nei vari paesi, per cui si è fatta questa scelta, la convocazione dagli appuntamenti precisi, la state ricevendo in questi giorni. L'ULS dice fatevi accompagnare da qualche parente, da qualche persona cara, ma bisogna che scendiate a Belluno, e sono 2.000 persone che dovranno venire a Belluno, sono solo quelli della classe 1941, però adesso dovrebbe partire la seconda fase, se arrivano anche altri tipi di vaccini forse le cose saranno più facili. Ad ogni modo è un impegno, capite bene, enorme, che chiama tutti noi
a stare, come si dice, con atteggiamento responsabile e anche disponibile rispetto a quel che si può fare, insomma. La foto di prima pagina ve la racconto, cari amici di Radio Piave, e gli altri che ci seguono la stanno vedendo in questo momento sui nostri social. C'è la pista delle Tofane mondiali, troppa neve, dice il titolo, in pista solamente i volontari. Pensate un po', abbiamo fatto anni senza neve, quest'anno ce n'è tantissima, è caduta anche il giorno dell'inaugurazione, come abbiamo visto, domenica dopo la pioggia c'è stata anche la neve e sulle piste ce n'è perfino troppa, saltano le gare addirittura e sulle piste lavorano i volontari per cercare di ripristinare una situazione accettabile per le gare. Una nevicata, dice il lancio in prima pagina, ha fatto saltare la combinata femminile che doveva aprire il programma dei mondiali. In pista 350 volontari per permettere di disputare il Super G donne di oggi. E questo è bellissimo vedere appunto come ci sia un esercito di persone ha a cuore quello che può succedere in provincia di Belluno, si dà da fare, questi volontari, 350 volontari, sono lì in questo momento che sistemano le piste. Longarone Safilo da aprile scatta un anno di cassa straordinaria. Qui passiamo all'economia, la notizia non è delle più incoraggianti, come capite bene. Safilo è da tempo che mostra segni di sofferenza, avrebbe bisogno probabilmente di un rilancio, di ritrovare lo smalto che è stato di tanti decenni. Presentato ai lavoratori l'accordo siglato tra i vertici di Safilo di Longarone, stabilimento di Longarone, non di Padova, e i sindacati. L'intesa prevede la cassa straordinaria per un anno e risorse messe dall'azienda per incentivare l'uscita di 200 dipendenti. Di questo si era parlato anche prima del Covid, c'era questo problema con la domanda, ma il tessuto industriale dell'occhialeria bellunese di Longarone soprattutto sarebbe davvero in grado, come auspica l'azienda, di riassorbire 200 persone, 200 operai abituati a lavorare nell'occhiale? Il dubbio c'è, capite che stiamo parlando di movimenti che interessano 200 famiglie di fatto, e questa è una cosa estremamente pesante e preoccupante. A proposito di preoccupazioni, ma di tutt'altro genere, passiamo a Perarolo di Cadore, poco più in su di Longarone, ma qui parliamo di frane, parliamo della storica frana che minaccia di cadere nel Boite. La frana è in movimento, dice il titolo, evacuate 3 famiglie, torna a muoversi la frana di Perarolo e il sindaco è costretto ad evacuare 3 famiglie, 6 persone in totale, e questo non deve essere affatto piacevole, e noi ci mettiamo anche nei panni di queste persone e veramente esprimiamo anche da qui la solidarietà, perché insomma questa cosa della frana dura da decenni e non si riesce a vedere una soluzione. Queste famiglie sono sempre lì col dubbio che succeda qualcosa, no? Che potrebbe portare a un allagamento del paese, a un'evacuazione, forse anche a problemi più grossi per le case. Feltre, un lutto che colpisce la comunità, sono quelle persone che sono un riferimento e quando mancano dispiace a tutti, a quelli che le hanno conosciute, bene, meno bene. Morta a 97 anni la maestra Rec, insegnò ai bimbi di Stella Maris. A Stella Maris, dice il lancio, insegnò ai piccoli sfollati del Polesine, poi passò con il marito alla Vitorino da Feltre. Maria Rec, amata maestra feltrina, è morta a 97 anni. Poi l'approfondimento è firmato Milano e lo troveremo a pagina 22. Non so se lo troveremo a dire la verità, perché poi passiamo sul Gazzettino per le cronache locali. Livinallongo, Rocca Pietro insultò i bellunesi su Facebook, turista a processo. Ecco, questa cosa qui la leggiamo, la scrive, la firma Gigi Sosso, che salutiamo anche da qui, e è una vicenda che deve farci riflettere, perché su Facebook noi vediamo quotidianamente, anche sull'Amico del Popolo, commenti di persone che nemmeno si rendono conto che stanno usando i social per diffamare. Rischiano di incorrere in denunce perché stanno facendo cose che sono contrarie alla legge. Noi sui social, sull'Amico del Popolo, voi lo vedete, tante volte interveniamo cancellando commenti che possono risultare ingiuriosi, offensivi. Lo facciamo perché ce lo impone l'ordine dei giornalisti, ce lo impone la nostra etica professionale. Lo facciamo anche per evitare alle persone che spesso scrivono cose che non dovrebbero di incorrere addirittura in problemi penali. Vi leggo il lancio di questo articolo così ci capiamo.
Lazzaroni e assistenzialisti. Vi sembrano due parolacce? Ecco, eppure sono sufficienti, ve lo dico io, per incappare in un reato, in reati. Quindi bisogna stare veramente attenti, perché se io faccio una critica, in questo caso si parla di critiche ai sindaci, agli amministratori locali, se io faccio una critica nel merito, cioè dico tu sindaco hai sbagliato a fare questa cosa, posso pensarla così. Non posso dare l'idea che il sindaco sia magari un delinquente. Ecco, dire lazzarone e assistenzialista evidentemente non è, va oltre il limite e giustifica l'apertura di un processo. Lazzaroni e assistenzialisti, virgolette, agli abitanti di Roccapietore, in questo caso, neanche al sindaco, agli abitanti. Falso, ipocrita e cerebro leso al sindaco di Livinallongo. Allora capite che qui andiamo molto oltre. Falso, ipocrita e cerebro leso. Sono accuse, sono insulti molto pesanti. La turista bresciana, qui dice anche il nome di questa Laura Internicola, lo diciamo anche noi perché a me non piace dire i nomi delle persone quando non si tratta di fatti gravissimi e finché non sono finiti i processi. E ricordiamoci sempre che questo è un processo che comincia, bisognerà vedere come va avanti, magari ci troveremo a dire che questa Laura Internicola è stata assolta e quindi è anche ingiusta tutta la pubblicità negativa che le viene dai giornali in questo momento, no? Però questa persona è a processo per i messaggi su Facebook. Il comune di Rocca chiederà 1 milione di euro di risarcimento. Ecco, rendetevi conto, rendiamoci conto di quali sono i rischi. Questa non è censura, come qualcuno sostiene quando sui giornali, magari anche noi interveniamo per bloccare un certo tipo di commenti. Questa non è censura, questo è impedire che i social si trasformino in piazze di insulto, di denigrazione, di diffamazione, che non può essere, non può avvenire. Tanto più se poi si tratta di un giornale come siamo noi, ma qui si parlava di Facebook in generale. Allora noi andiamo avanti col giornale, però con questa avvertenza che sembra opportuno dare. Vi dicevo, Zaia prepara un'ordinanza per evitare la ressa da spritz, ecco, e qui ci limitiamo al titolo e al sommario, arriverà in settimana. Escluse ulteriori restrizioni alle attività, obbligo di consumo al tavolo dalla tarda mattinata, divieto di bere e mangiare in strada e nelle piazze. Allora lo sappiamo già che in settimana arriverà questa norma che ci impedisce le situazioni che poi sono quelle rappresentate nella fotografia. Amici di Radio Piave, ve la racconto, è una foto a occhio così, dunque dice anche nella didascalia Campo Bella Viena Rialto, ecco ci sono persone, tante persone in strada con il bicchiere in mano, la mascherina giù, assembrati che bevono, consumano e chiacchierano. Ecco, questo non sarà più possibile perché si vuole evitare che il virus torni fuori. La curva dei contagi di ricoveri è in calo, sono 44 i nuovi decessi nel Veneto, comunque 44 persone, 44 storie che ieri hanno salutato il mondo, hanno salutato questa vita nella solitudine perché ammalati di Covid, rendiamoci conto, altri 44 morti in un giorno. Andiamo avanti con queste prime pagine, vi dicevo, il prefetto, e qui parliamo di Belluno, rafforzeremo i controlli, questo è quanto dice il nostro nuovo prefetto. Nel fine settimana sono state fatte 18 sanzioni per mancato utilizzo della mascherina e per gli spostamenti dopo le 22, ricordiamoci che rimane questo, tra virgolette, coprifuoco che ci impedisce, se non per validi motivi, di uscire dopo le 22, tra le 22 e le 5 del mattino. Massaro, regole rispettate, i giovani sono stati bravi, e qui la voce del sindaco del capoluogo, del sindaco di Belluno. Dunque, pagina 4 si apre con una cartina che ieri ci ha mandato l'ULS. Crollano i contagi in tutta la provincia, ma i sindaci avvertono non è finita. Il report settimanale dell'ULS Dolomiti descrive una situazione sotto controllo, il picco di fine autunno è passato, e questo conferma, quando parliamo di picco di fine autunno vuol dire che noi siamo ormai a metà febbraio quasi, da fine autunno adesso abbiamo avuto a che fare con la seconda ondata, mentre altrove la seconda è finita verso Natale, anche prima, e poi semmai si sono viste le avvisaglie di una terza, no? In altre regioni, in altre zone d'Italia. Qui da noi non è andata così, per fortuna, male, valuteremo più avanti. Fatto sta che abbiamo trascinato lunghissima, con un disastro di morti lo stesso, la seconda ondata, e adesso siamo in questa situazione. Amici della radio, vi dico, di Radio Piave, vi dico che a pagina 4 c'è questa cartina, vi racconto,
con i comuni in provincia di Belluno colorati secondo la quantità di casi presenti. Abbiamo praticamente il Comelico, il Cadore Orientale e Auronzo con 0 casi ogni 1000 abitanti. No? C'è una fascia del centro Cadore che arriva fino a Cortina, poi scende Livinallongo, Rocca, Falcade, che invece ha tra 0 e 2 di incidenza ogni 1000 abitanti. C'è un comune che così a occhio, dunque fatemi vedere, potrebbe essere Vodo, che ha una situazione un po' peggiore, e lo stesso avviene a Tambre, e lo stesso avviene dunque 38,2, vediamo, a Quero, Vas e a Lano di Piave, insomma, dove la situazione è un pochettino più, così, più pesante, con 4, tra 2 e 4 incidenza settimanale ogni 1000 abitanti. E poi c'è il caso invece di Vallada Gordina, dove il valore è più alto perché lì si ha un'incidenza tra 4 e 6. Ecco, questa è la situazione. Per il resto, appunto, la situazione è abbastanza contenuta. Ecco, 2 decessi comunque nelle ultime 24 ore in provincia, e sono risultati 15 nuovi positivi al tampone nella giornata di ieri. E poi ancora in arrivo 12.000 dosi di vaccino, presto l'avvio della seconda fase. Il direttore del Dipartimento di Prevenzione, parliamo di Belluno, Sandro Cinquetti, spiega il piano dell'Ulsuno Dolomiti: siamo pronti, ma tutto dipenderà da quanti flaconi saranno messi a nostra disposizione, come ovvio che sia, no? Si può vaccinare, lo sforzo sarà enorme, ma il problema numero uno è che ci siano i vaccini, insomma, che ci sia il medicinale con cui vaccinare. I focolai sono in estinzione anche nella struttura di Feltre. Qui si parla delle case di riposo, che sono come sempre purtroppo il tallone d'Achille, il punto più debole, dove si è contato il numero maggiore di contagi, di morti, purtroppo. Donatori privati per l'acquisto dei vaccini, è il titolone di pagina 6, in ballo 2 milioni di dosi. Il governatore veneto affida la trattativa al direttore della sanità veneta, Flor. Interlocutori seri, prospettive concrete, immunoglobuline e monoclonali, le frontiere della lotta al Covid. Qui viene fatta un'intervista alla dottoressa Giustina De Silvestro, che vediamo sedere nella sede della Protezione Civile, da dove ogni giorno Zaia fa i suoi comunicati. Giustina De Silvestro, che è il punto di riferimento per quello che riguarda il plasma in regione, la raccolta del plasma, e che salutiamo volentieri anche da qui, perché l'abbiamo avuta ospite anche delle nostre interviste all'Amico del Popolo. Giustina De Silvestro, che è di Domege di Cadore, è una cadorina innamorata del suo territorio, è anche consigliere comunale a Domege, ed è anche, fa anche parte del direttivo della magnifica comunità di Cadore, e quindi insomma una persona senz'altro importante e in vista, di cui possiamo anche essere orgogliosi, diciamolo. Nuovo piano vaccini, si parte con malati, personale scolastico e forze dell'ordine, questo a pagina 7, ma noi adesso lasciamo il Corriere delle Alpi con questa pagina qui, pagina 8, che porta questo titolo, e ci si sposta sul governo affidato a Draghi e su quelle che potrebbero essere le sue linee di azione. Il Premier parte dalla scuola: allungare l'anno. Oggi si chiude il secondo giro di consultazioni con i partiti. Il Quirinale auspica di arrivare al giuramento nel fine settimana. Questo si legge sul Corriere delle Alpi. Però noi adesso saltiamo al Gazzettino per vedere le cronache locali. Eccoci qua sulla prima pagina del Gazzettino, nel fascicolo di Belluno. Come dicevamo dal Corriere delle Alpi, notti di lavoro per salvare i mondiali. La nevicata fa saltare la prima gara, e oggi se ne disputerà soltanto una, il Super G femminile, con Bassino e Brignone, che sono tra le punte. Sappiamo che in questo momento l'Italia conta molto sulle donne, perché mancano un po' figure di riferimento invece nel contesto degli atleti uomini. Ghezze della fondazione: abbiamo schierato 350 persone per battere le piste. C'è gente che non dorme da 2 giorni, ve lo leggo il lancio anche per entrare nel clima di questi mondiali che sono nella nostra provincia. La neve ha costretto ad annullare la combinata femminile, prima gara dei mondiali di sci di Cortina, e a modificare il programma delle prime giornate. Oggi ci sarà il super gigante femminile che partirà alle 13. Ricordiamoci che ci sono tutte le dirette sulla Rai, tra Rai 2 e Rai Sport, ecco, quindi insomma cerchiamo di seguirli anche queste nostre gare, no?
Oggi ci sarà il supergigante femminile che partirà alle 13, al via in 44, la prima sarà Marta Bassino. Alberto Ghezze, direttore sportivo di Fondazione Cortina 2021, racconta il lavoro immane fatto in questi giorni, le nevicate ci hanno costretto a rientrare in pista, i ragazzi non dormono da 2 giorni per preparare i pendii, sono impegnate circa 350 persone e 14 battipista. Il contributo Zaia, 3 milioni per i biglietti non venduti, un investimento di 95 milioni di euro per le infrastrutture sportive e un contributo di 3 milioni di euro per compensare la mancata vendita dei biglietti al pubblico. È l'impegno della Regione Veneto, annunciato dal presidente Luca Zaia. Strada Perzoldo riaperta, sarà sorvegliata a vista, lavoro di notte per liberare l'asfalto, restano i timori sulla tenuta del versante. Quante volte ci siamo detti che non è possibile che una vallata intera sia, la Val di Zoldo, sia sempre a rischio di chiusura, di inaccessibilità, perché l'unica strada normale, le altre sono passi montani di alta montagna dolomitica, ecco, l'unica strada normale è così soggetta alle frane. L'abbiamo visto prima dall'inizio di dicembre, riapertura parziale a Natale, poi si è arrivati a gennaio, adesso un'altra chiusura per frana. In questo caso si tratta anche di un intervento che sembra non così impegnativo da risolvere. Allora bisogna veramente, possiamo auspicare anche da qui che venga un piano perché finalmente si torni a una situazione di sicurezza per quella nostra gente che vive in Val di Zoldo. La polemica, la regione doveva pensarci prima. L'assessore regionale Giampaolo Bottacina ha spiegato che la competenza è provinciale, replica Palazzo Pironi, no regionale, e sappiamo bene che non è facile se si comincia con i rimpalli di competenze, no? Ieri anche la bonifica antivalanghe, dice la didascalia della foto di prima pagina in cui si vede un militare tra la neve con la pala. I militari, il contributo dell'esercito è stato importante per liberare le piste dalla neve, sulle piste sono intervenuti anche gli artificieri. Gaspari, bonifica antivalanghe eseguita in sinergia con Ista e Fondazione Cortina 2021. Allora, altri titoli di questa prima del Gazzettino: Belluno, zona gialla, i locali si ripopolano senza resse, Borgo Valbelluna, ACC, caduto nel vuoto l'appello delle banche, non va bene, non va bene. Una notizia che riguarda le adozioni: un 14enne cerca una famiglia a tempo, nella mia manca la giusta tranquillità. Pensate un po', insomma, queste situazioni richiedono l'interessamento di tutti noi alla ricerca di una famiglia a tempo, un affido per i giorni feriali che possa dare a Marco, 14enne feltrino, quella tranquillità che tra le mura domestiche fatica a trovare. Sono Marco, ho 14 anni, scrive nel suo appello, e nella mia famiglia ci sono alcune difficoltà, cerco qualcuno che mi possa accogliere. Ecco, e questa prima pagina la chiudiamo con la lettura del titolo che c'è in taglio basso. Vediamo un volto che ci è noto, si tratta del bellunese Franco, che potrebbe diventare ministro. Franco, possibile ministro, al liceo con il sole sotto il braccio. E l'articolo a firma di De Donà, è nato a Trichiana, vissuto molti anni a Mussoi. Griglia di partenza che si sta componendo per il governo, per il neogoverno Draghi. In pole position tra i tecnici ricorre il nome di un bellunese, Daniele Franco, ministro dell'economia e delle finanze per lui, oppure sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Certo che la figura del direttore generale della Banca d'Italia sarebbe perfetta nel puzzle di governo, al di là delle competenze nel campo. Lo stile di Daniele Franco, il montanaro che ama le Dolomiti e mette davanti a tutto la sobrietà, è lo stesso di Draghi, e gli amici raccontano che al liceo girava con il sole 24 ore sotto braccio. Molte persone conoscono questa persona, appunto bellunese, che è cresciuto, nato, cresciuto, vissuto per molti anni qui a Belluno, e poi ha scalato i vertici fino a diventare appunto direttore generale, come dicevamo, della Banca d'Italia addirittura. Insomma, quindi un personaggio assolutamente di spicco e di rilievo che viene dalla nostra provincia e che potrebbe essere adesso chiamato a un compito più alto, cioè quello della politica, insomma, della gestione politica delle finanze dello Stato. Mondiali 350 in pista, vado avanti, impianti aperti dal 15, prorogato il bando per i fondi, Zaia rivela 3 milioni per compensare i biglietti non venduti. Vi sto leggendo i titoloni delle prime pagine, e poi il titolone: strada Perzoldo riaperta, ora interviene la regione. L'allarme del primo cittadino Camillo De Pellegrin: la situazione del versante franoso non è buona, dice il sindaco. La
annuncio dell'assessore Bottacin, se la provincia non si interessa lo facciamo noi. Ecco, questi sono i toni che come sappiamo da una parte e dall'altra insomma non aiutano a risolvere i problemi con serenità quando si comincia con i rimpalli di competenze. Zona gialla, la gente torna in centro, riaperto il museo Fulcis, ma fine settimana vietato. Tamponi Covid negli ultimi 20 giorni sono dimezzati. Poi l'approfondimento su Daniele Franco, l'economista bellunese, verso il governo Draghi. Sconto in appello per il piromane della roulotte, erano fatti accaduti forse un paio di anni fa qui in centro a Belluno. Una stanza degli abbracci in casa di riposo Brandalise, e passiamo a Feltre. Scuola bus botta risposta, sindaco Fiorot, non c'è la pace. Sono Marco, centro famiglia, l'appello dell'ULSS per l'affido, e siamo a pagina 9 sul Gazzettino per chi vuole saperne di più e magari è interessato, può fare qualcosa per questa persona. Ecco, sarebbe importante. Termini scaduti per il prestito salva ACC. Ecco, questa notizia di carattere economico molto inquietante. Salvi dopo il crollo del ponte, un doppio regalo ai pompieri. Sono infatti ancora legati al maltempo di dicembre. Noi ci fermiamo qui perché il tempo a disposizione è concluso. Io vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione. Se questa rassegna vi piace, se è un servizio che trovate utile, magari metteteci un like, fateci anche un commento. Ci salutiamo, che ci fa piacere. Grazie a tutti, buona giornata, ciao.